fascio particolare, ma nel cuore c'è sempre il Napoli. Sono partito dalla Svizzera e sono arrivato qua stasera, col piacere di incontrarvi e di vedere il Napoli vincere. Grazie mille, ed è un piacere, e soprattutto ci auguriamo di vedere il Napoli vincere. Che partita sarà stasera? La spaventa un po' questa gara? No, io ti dico che non sono mai stato allo stadio e questa è la prima volta che io ci vengo, e quindi sarà il battesimo anche per il Napoli di avere me. E questo è un battesimo in un'annata importantissima, e soprattutto insomma in uno stadio importante, perché comunque lo dicevo a inizio apertura, questa è una piccola fuorigrotta, è un piccolo Maradona. Per me non è la prima volta, non è la prima volta che vengo qui, e ogni volta io trovo un'onda azzurra, e questo dice pure tanto sui tanti napoletani. Infatti, in giro siamo molto più napoletani qui che io francamente non ne ho visti. Io e Vittorio Bernardo dietro la camera, mio nipote, esatto, suo nipote. Effettivamente siamo qui da verso le 4 del pomeriggio, non abbiamo visto mezzo tifoso del Sassuolo. Abbiamo visto qualche tifoso con la sciarpa del Sassuolo, ma abbiamo capito che erano in incognito, quindi veramente non abbiamo visto, e se li dovessimo vedere sarebbe anche un piacere sentirli in diretta, perché poi a noi piace sempre lo sport, soprattutto lo sport, sempre, e sentire entrambi i tifosi per una partita di calcio e non la guerra si fa altrove, e ci auguriamo che manco lì si faccia. E allora battesimo anche per te? No, lui no. Tu sei un veterano? No, non sono un veterano, però presente spesso. Esatto. Cosa ti aspetti stasera? Questa squadra che ha dato fastidio alle big può dare fastidio anche al Napoli? spero che il Napoli stasera dia il meglio di se stesso, e diciamo, ci lanciamo per lo scudetto e forza Napoli. Mai sottovalutare nessuno. Mai sottovalutare nessuno. Giocare fino al 90°. Certo. Sempre credendoci, sempre con forza. Ma se il Napoli dovesse arrivare a più 18 stasera, seppur momentaneamente, che domani gioca all'Inter, torna a Svizzera, torna a Napoli. Torna a Napoli. Sarebbe la mazzata definitiva? Penso di sì, che già potremmo festeggiare. È vero che l'Inter dovrebbe giocare con l'Udinese, una gara sulla carta agevole, anche se sulla carta quest'anno da un certo punto di vista vediamo poco, era agevole anche con l'Empoli, l'hanno persa. Psicologicamente sarebbe una mazzata, pure se poi lo riaccorciano sarebbe una mazzata forte. Ma già per tutti loro giocare contro di noi è sempre psicologicamente già una sconfitta, perché già giocano con quell'animo di dire questi sono troppo forti, ed è la realtà, siamo troppo forti. Quest'anno veramente non ce n'è per nessuno, credimi. Chi ti aspetti stasera in campo? L'ultimissima e vi lascio. Che mi aspetto a livello di giocatori? Sì. Ma spero che giochi Osimhen. Io speravo nella squadra titolare, però forse è meglio il turnover anche per la squadra, cioè per la partita che c'è di Champions in settimana. Quindi... Vediamo. Io vi ringrazio, è stato un piacere, buon battesimo e soprattutto buona partita. Ciao, grazie, forza Napoli. E quindi abbiamo visto anche un tifoso vicino a Calcio Napoli 24 che arriva direttamente dalla Svizzera, e questo dice veramente tanto su quanti napoletani siano in giro per l'Italia e anche per l'Europa. Io qui vedo